Mi trovo a Campegine, quindi sono in territorio reggiano. Quello che vedete è un allevamento di ben 10.000 ovaiole. Sentite il sottofondo di questi polli che sono abbastanza tranquilli, insomma, nella loro attività quotidiana. Sono in compagnia di Antenore Cervi, che è produttore e allevatore di ovaiole. Dicevamo circa 10.000 polli che producono quante uova giornalmente? Giornalmente partono quando cominciano a deporre a 20 settimane, il ciclo si compone da 16 settimane, vengono accasate le pollastre, a 20 settimane dopo l'ambientamento cominciano a produrre, nel giro di 4 settimane arrivano alla punta del 95%, per cui si parte con 9.500 uova più o meno, poi man mano la gallina durante l'età e sul ciclo cala circa un 0,1% a settimana. Oggi siamo circa 9.000 uova al giorno perché queste sono state accasate a maggio e quindi hanno già 8 mesi di deposizione. Sono tantissime. Allora, prima di entrare nel dettaglio del suo allevamento, la filiera e comunque la produzione avicola in Italia è molto importante, insomma parliamo di diverse migliaia di allevamenti. In Emilia-Romagna all'incirca 300 allevamenti tra carne e ovaiole. È una fetta importante, un pezzo importante della produzione che si sviluppa sostanzialmente nel nord Italia, quindi Veneto, Lombardia e anche Emilia-Romagna. Ma veniamo nel dettaglio del tuo allevamento, Antenore. Allora, è un allevamento questo che ogni tanto deve fare i conti anche con il mercato, no? Quindi con prezzi del mangime che aumentano, e quindi va calcolato tutto quanto, anche perché la vita, diciamo, produttiva di questi polli quant'è mediamente? Allora, mediamente un'ovaiola viene tenuta dalle 90 alle 100 settimane d'età, quindi abbiamo detto che le prime 20 settimane servono per lo svezzamento, hanno circa 70 settimane di deposizione, poi dipende dall'andamento, dall'annata, dal periodo. In questo periodo producono circa 440-450 uova in 70-80 settimane di deposizione. Sono abbastanza docili, quindi e questo tecnicamente come viene definito questo allevamento? Un allevamento a terra? A terra all'aperto. Ci sono gli uscioli, quando c'è bel tempo loro possono uscire, di solito escono nel pomeriggio perché al giorno fanno la deposizione nei nidi che sono cumulativi. Questo tipo di allevamento in Italia rappresenta circa il 10%, perché sono fondamentalmente 4 le tipologie. Vabbè, il biologico, che a parte una piccola nicchia. Poi ci sono appunto le ovaiole a terra, all'aperto, e poi c'è circa un 55% di ovaiole a terra che però non vanno all'aperto, quindi è come sono adesso in questo momento qua. E poi ci sono un 35% nelle gabbie arricchite, cioè sono le gabbie modificate dalla legislazione del 2016, che però sono in gabbia in capannone. Ecco, queste sono razze particolari che vengono, lasciamo andare perché se no si arrabbia, sono razze particolari che selezionate appunto per produrre uova. La genetica è in mano alle grandi multinazionali, con selezioni per cui in Italia abbiamo fondamentalmente ovaiole che producono uova di colore rosso, parlo del guscio, perché poi per il tuorlo ci sono altri meccanismi, mentre quasi tutta Europa sono galline che fanno le uova bianche. Questo perché la maggiore produttrice di uova come razza è la livornese, quella bianca tipica molto leggera, e quindi fondamentalmente sono selezionate per avere un buon rapporto fra la produzione e naturalmente il consumo di mangime, che è il costo maggiore che c'è nella produzione dell'uovo. Qual è l'alimentazione di queste galline ovaiole? Naturalmente noi prendiamo un mangime già finito, che però è dato per la stragrande maggioranza da mais, soia, frumento, in parte girasole e sali minerali e calcio, perché naturalmente serve per il gusto. Questa è la formula base delle ovaiole, poi cambia le percentuali dei vari componenti in base all'età. Naturalmente più vanno avanti più hanno bisogno di calcio perché l'animale diventa più anziano. Allora, qua c'è una meccanizzazione abbastanza spinta, quindi anche l'alimentazione passa attraverso queste tramogge, quindi c'è un automatismo. E la deposizione delle uova dove avviene?
La deposizione, come vedete, sono nei nidi, lì ci sono le tendine, sono proprio vere e proprie tendine, dove dentro c'è un tappetino in cui appena inclinato, per cui l'uovo poi scivola in un nastro, il trasportatore, che poi vedremo lo porta, e la raccolta viene fatta in fondo all'inizio del capannone. Sono tendine perché cosa fa l'animale? Tende ad andare a fare l'uovo dove è protetta e all'oscuro, non qua in mezzo. Noi praticamente di uova per terra in giro ce ne sono lo 0,1%. Ecco, volevo chiederti questo, perché adesso tra l'altro ci stanno beccando i piedi, ci stanno beccando... Questa non è terra, bensì dicevi che cos'è? Questo è la polvere e i residui di pelle che la gallina fa quando si spiuma. Quando sono arrivate, qui non c'era solo cemento, le feci il 90% le fanno sul posatoio, quindi sono sotto e non ci arrivano, cioè non le toccano. Qua invece è solo lettiera, che si chiama lettiera, ma non è feci, ma è lo spiumare e la piuma, perché la gallina non si lava con l'acqua, si lava spiumandosi, perché se voi prendete, vedete, le piume sono talmente lisce che se le bagniamo si volerebbe via. E poi comunque ci sono, vedi, il piumino sotto, e questo non consente l'acqua di passare, quindi non si lava con l'acqua ma si lava sfumandosi, e come tutti noi perdiamo, se noi raccogliessimo tutti i pezzi di pelle che ci facciamo quando ci laviamo, faremmo una quantità che qua naturalmente per la concentrazione di animali che c'è fa questo spessore, che loro serve per spiumarsi, per pulirsi. La luce è molto importante per la produzione di uova. Qua di notte cosa succede? Dai un periodo limitato di... È tutto, sia l'alimentazione, sia la luce, che sono i due fattori fondamentali perché la gallina produca uova. La gallina produce perché mangia e perché ha un tot di ore di luce e di buio, per cui noi abbiamo minimo 8 ore di buio di notte. Qua di solito si va dalle 4 e mezza, 5 di mattina, automaticamente si accendono le luci, fino alle 8 di sera. Dalle 8 di sera alle 4, 4 e mezza di mattina Loro si riposano. loro dormono, ma è necessario, perché se non è come il pollo da carne che dici tanto alla luce continuo a mangiare, qua non hanno bisogno, qua deve essere un ciclo vitale naturale, il più naturale possibile. Senti, facciamo due passi in mezzo a questo tappeto di ovaiole, poi dopo magari vediamo un po' anche come funziona, come arrivano le uova in questa, diciamo, questo nastro e qual è la destinazione delle uova. Eccoci. Allora, Antenore, qua quindi arrivano le uova trasportate dal nastro. Esattamente. Adesso accendiamo la raccolta. Qua ci sono i nastri, sono lungo tutto il capannone, e come dicevo c'è il tappetino che fa scivolare le uova sul nastro, sia da una parte che dall'altra, e questo è il lavoro quotidiano di raccolta delle uova. Come vedete sono uova rosse, queste ormai hanno un peso intorno ai 66 grammi. È il peso standard. Il peso standard viene classificato, l'uovo sotto i 53 grammi è un uovo cosiddetto di scarto per le dimensioni, non per la qualità. Da 53 a 64 grammi è un uovo che è il cosiddetto medio, quando voi andate a prendere l'uovo alla grande distribuzione o nel negozio, e poi dopo ci sono questi che sono sopra i 64 grammi. E qua ci sono, ad esempio, che questi sono già uova sui 70 grammi, perché dipende dalla gallina, dipende dal momento in cui si trova. Queste Antenore, qual è la loro destinazione? Al consumo diretto oppure prendono la via dell'industria di trasformazione? Queste sono uova che vanno all'industria di trasformazione, cioè vengono vendute all'industria che fa cosiddetti ovoprodotti, cioè rompe l'uovo, sguscia l'uovo e vende il tuorlo e l'albume divisi. Pensiamo all'industria dei biscotti, della pasta, Industria dolciaria in generale. dai piccoli pastifici anche ai grossi nomi, e l'industria a cui io le vendo
ha questo tipo di attività e loro in base, quando voi leggete sui biscotti alle galline allevate a terra all'aperto, è perché le uova devono certificate che vengono da questo tipo di allevamenti, oppure sono in gabbia. Invece se io arrivo al negozio, al supermercato, in genere sono timbrate e quindi ci sono diverse categorie. Per dare un'indicazione anche ai consumatori, che ci sono delle sigle, delle lettere, che cosa indicano? Allora, l'uovo per il consumo fresco, quindi l'uovo intero, deve essere identificato con, voi leggerete sull'uovo, il primo è IT, che se è italiano, poi deve avere la nazionalità. Poi c'è un numero che va da 0, che è quello del biologico, poi l'1 sono queste che sono a terra all'aperto, poi il 2 è solo a terra, il 3 in gabbia. E quindi distinguono la tipologia di allevamento dentro l'allevamento. Poi ci sono tutta una serie di codici, che sono i primi 3 numeri, sono il comune. Ad esempio qua siamo a Campegine, è 010. Il mio codice è 010 perché è il comune di Campegine. RE, che è la provincia Reggio Emilia, e 007 perché è il numero del mio allevamento. Dell'allevamento. Ecco, poi ci sono alcune volte queste descrizioni, quando si parla di polli allevati a terra, c'è a volte un po' si fa confusione. Allevato a terra non significa che sia all'aperto o che deambulino in un prato verde. A terra significa che a terra come queste sono all'interno di una struttura a terra e non in gabbia. Esatto, allora distinguiamo che il pollo ormai non si alleva più polli gabbia, quello da carne. Le ovaiole invece ci sono ancora le gabbie che dal 2016 sono state normate perché sia una gabbia più accogliente, cioè praticamente lo spazio dentro la gabbia è stato raddoppiato come minimo, con anche le condizioni per potersi, come si diceva, spiumare e così via. Però sono in gabbia. E poi ci sono a terra in cui rimangono chiuse tutto il loro ciclo, però non sono in gabbia, sono a terra. Poi ci sono queste all'aperto, quindi sono a terra dentro il capannone, ma hanno la possibilità di uscire in un parco intorno all'allevamento. Poi ci sono quelle biologiche che hanno il parco e invece si distinguono perché anche l'alimentazione è biologica rispetto invece qua in cui abbiamo un'alimentazione che non è biologica. La normativa europea che cosa prevede? Cosa prevederà? Di eliminare gradualmente le gabbie oppure ancora c'è una c'è? grande discussione sul vietare le gabbie non solo per le ovaiole ma per tutti gli animali, quindi pensiamo alle scrofe in sala parto. Questa è una normativa che viene avanti. Io, se posso insomma, esprimere un mio parere, dobbiamo sempre tenere presente che è una questione del benessere animale. Il benessere animale a mio avviso va monitorato. Queste sono razze, come avete visto, in cui la tranquillità, la ricostruzione del loro modo di stare il meglio possibile viene ricostruita il più possibile. Un'altra cosa, e poi dopo magari chiudiamo questo capitolo delle ovaiole, il costo. Cioè quando si parla di uova destinate all'industria, si va a chili o si va a pezzo? Si va a chili. Si va a chili. Noi andiamo a chili. Il 2022 è stato un anno molto problematico perché abbiamo avuto l'aumento dei costi di produzione dei mangimi notevoli e non riuscivamo a strappare dalla grande distribuzione in tempi così brevi gli aumenti. Poi nel secondo semestre del 2022 e anche il 2023, in cui già invece abbiamo avuto un calo delle materie prime, il prezzo di cereali soprattutto, allora lì la cosa si è riequilibrata e ad oggi siamo all'ingrosso su cifre che vanno intorno ai 2 euro qualcosa al chilo. Al chilogrammo di prodotto. Mentre invece la destinazione diciamo per l'alimentazione umana, quindi per il consumo fresco, viene valutato uovo. Il mercato lo valuta, il parametro sono 100 uova, uova, però in base al calibro che dicevamo prima. Ho capito. Bene, grazie Antenore, noi adesso continuiamo, ci fermiamo per un po' di pubblicità, continuiamo a parlare di polli ma entriamo in un campo diverso, parliamo di capponi. Ci troviamo tra un po'.